È stato arrestato l'imprenditore di Malo assieme al suo consulente fiscale che aveva cercato di sottrarsi a debiti erariali per oltre 620.000 euro, debiti verso lo Stato accumulati nel tempo che l'imprenditore aveva cercato di eludere con un articolato meccanismo di distrazione del proprio patrimonio. Coinvolte inoltre altre 8 persone, tra cui un avvocato e altri 2 consulenti fiscali, ai quali sono state imposte misure interdittive professionali. Una frode fiscale che ha determinato un sequestro preventivo per oltre 1.400.000 euro. Una complessa indagine che si è svolta con l'incrocio di dati informatici e il pedinamento dei sospettati che avevano coinvolto anche familiari e prestanome nel tentativo di sfuggire alle richieste dell'erario attraverso il metodo denominato appunto Anguilla, coniato da uno dei consulenti fiscali coinvolti. Sono state costituite 2 new companies con la cessione sotto costo di un immobile e la cessione di un ramo d'azienda aggravato da 15 iscrizioni a ruolo nei confronti del fisco. Avviata anche una procedura di cooperazione internazionale per operare il sequestro di fondi in Bulgaria e Austria. Tra le attività illecite degli indagati anche l'indebita percezione di contributi a fondo perduto per il contrasto all'emergenza Covid per circa 35.000 euro, gonfiando il fatturato medio del 2019. Coinvolti anche i reparti delle Fiamme Gialle di Verona e Treviso per 4 perquisizioni nei confronti dei 10 indagati, accusati a vario titolo per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ricettazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Ai 2 arrestati il GIP ha concesso gli arresti domiciliari.